dal Congo, i primi esami allo Spallanzani evidenziano positività alla malaria per il 55enne di Trevignano Andrea Poloni. La regione attende gli altri accertamenti per escludere eventuali malattie concomitanti rischiose per la salute pubblica. Si schianta con l'auto contro un camion a pochi metri dal suo ristorante. Tragedia questa mattina a Borgo Veneto, a perdere la vita il 79enne Mario Masiero, per tutti nonno Mario. Una rapina in abitazione sventata da una ragazzina di 12 anni è accaduto a San Vito di Leguzzano, dove la minorenne si trovava solo in casa del nonno, mentre i malviventi mettevano a soqquadro le stanze. Le associazioni dei risparmiatori truffati lanciano l'allarme su quel che resta delle banche venete dopo il crack. 300 milioni rischiano di andare in fumo, intervenga la politica. Rissa tra detenuti stranieri del carcere minorile di Treviso, feriti 4 agenti della polizia penitenziaria, uno colpito da un estintore nel 2022, la rivolta che fece chiudere temporaneamente il centro. Un aneurisma di notevoli dimensioni è stato operato riuscendo a salvare anche un organo, una procedura innovativa prima al mondo realizzata all'ospedale di Padova. Buonasera, bentrovati, edizione regionale dei nostri telegiornali, subito con le notizie. In primo piano ancora il caso del 55enne di Trevignano, morto per inizialmente per il sospetto morbo del Congo. I primi esami dello Spallanzani di Roma evidenziano che era malaria, ma la regione è cauta. Positività alla malaria. A meno di 48 ore dalla morte di Andrea Poloni, 55 anni, trovato senza vita nella sua casa a Trevignano dopo un viaggio in Congo, sono arrivati i primi esiti delle analisi in corso all'Istituto Spallanzani di Roma. La prima diagnosi che è stata fatta sul soggetto è quella di malaria. È chiaro che, vista la gravità del caso, il fatto che è stato riscontrato anche sono state riscontrate la presenza di emorragie, dobbiamo necessariamente indagare per vedere se ci sono altre malattie concomitanti che possono essere importanti per approntare quelle che sono le misure di sanità pubblica rispetto ai contatti. Al momento dunque le autorità sanitarie regionali sono in attesa degli esiti di tutti gli accertamenti effettuati in condivisione con il Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità e lo Spallanzani. Solo quando si avranno tutti i risultati sarà possibile stabilire la causa della morte dell'imprenditore trevigiano rientrato dal Congo martedì scorso. Il sospetto decesso per febbre emorragica ha fatto scattare nella Marca il protocollo previsto con l'isolamento dell'unico contatto del 55enne e l'interdizione dell'abitazione dove Andrea Poloni è morto. Le notizie delle ultime ore, pur nel dolore ed il cordoglio per la perdita di un uomo amato e stimato, fanno comunque tirare un primo sospiro di sollievo alla comunità. Io ho sempre detto che ho la massima fiducia nei nostri organismi sanitari e che se ci fosse stato un effettivo pericolo ci avrebbero prontamente. Quindi mi dispiace, colgo l'occasione per fare condoglianze ai familiari e ci dispiace molto per quello che è successo, anche perché è una persona giovane. Intanto la compagna di Andrea Poloni, originaria del paese africano e rimasta a Kinshasa, dove seguiva con il 25enne un progetto umanitario, è ancora incredula di fronte alla notizia della morte. Quello che posso dire è solo che il viaggio di Andrea non è stato in un posto pericoloso, non abbiamo incontrato niente che potesse mettere la nostra vita in pericolo. Ed in memoria di Andrea, Carol porterà avanti il progetto. Una persona stupenda sempre per gli altri. Lui, quando ha abbracciato questo progetto Banda in Kanga, quando mi ha visto fare, l'ha abbracciato, ha detto wow, possiamo aiutare tante persone, ed era questo il suo scopo, aiutare gli altri. L'ha sempre fatto, anche in Italia, ha sempre vissuto per gli altri, qualsiasi cosa, non voleva vedere sofferenza attorno a sé. Questo è Andrea. E ora la cronaca dalle strade del Veneto, un altro incidente mortale. Siamo a Borgo Veneto, a perdere la vita un 79enne ristoratore molto noto in zona. Stava tornando al lavoro con il giornale appena acquistato nonno Mario. La trattoria pizzeria di via Umberto I a Borgo Veneto apriva come sempre molto presto, di buon mattino. Lì Mario Masiero, 79 anni, nonno Mario per tutti, non è più tornato. La soccorsa è finita alle 7, a pochi metri dal suo locale, con l'auto che, invasa la carreggiata opposta, si è scontrata con un camion che stava percorrendo la strada provinciale 18 diretto al casello della Valdastico Sud.
Ha provato di tutto il camionista per evitare l'auto. Sceso dal mezzo è stato proprio lui, un 50enne residente in provincia di Vicenza, a lanciare l'allarme e chiamare i soccorsi, rivelatisi purtroppo inutili. C'è un mazzo di fiori adesso lungo la strada, dove per ora hanno lavorato i carabinieri che stanno conducendo le indagini e stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Grande il dolore a Borgo Veneto, dove Mario Masiero era molto conosciuto e stimato. Nonno Mario era veramente una buona, una bella persona e molto conosciuta, una persona cordiale, aveva una parola per tutti, quando ti accoglieva nel suo locale era sempre con un sorriso, con una battuta, ti faceva sentire bene e sono per noi punti fondamentali nelle nostre località avere queste persone che gestiscono appunto locali pubblici. Nonno Mario era un vulcano. 79 anni, ma tantissime idee, tantissima voglia di fare e anche di rinnovarsi nella sua attività. Una strada molto trafficata, la provinciale 18, dove auto e camion sono aumentati dopo l'apertura del casello della Valdastico Sud. Speriamo che con l'arrivo della nuova regionale 10, che arriverà proprio al casello della Valdastico Sud, questo venga sgravato perlomeno dal traffico pesante. Insomma, le strade sono ben comunque conservate, la segnaletica c'è, ma purtroppo quello che è importante è alla base di tutti è comunque la prudenza e il rispetto delle regole. In questo caso non sappiamo bene cosa possa essere successo, magari qualcosa che comunque andremo a capire più avanti, i carabinieri ci stanno lavorando. E resta il giallo sulla morte di Giuseppe Azzolin, l'83enne trovato morto dal figlio nella sua casa di Salcedo. È ancora avvolta da un giallo la morte di Giuseppe Azzolin, l'83enne di Salcedo trovato dal figlio senza vita con il corpo semicarbonizzato nella sua abitazione di via Garibaldi. L'anziano, ipovedente, conosciuto da tutti come Bruno, da tempo si era rintenato nella sua villetta a causa anche delle gravi condizioni di salute in cui versava. Solo uno dei suoi 4 figli lo andava a trovare con una certa regolarità per vedere come stava, per dargli una mano in casa, affiancando il lavoro di alcune badanti che in diversi momenti erano state assunte. Azzolin, che aveva lavorato come agricoltore prima della pensione, era considerato da tutti una persona schiva e solitaria. Da una prima ricostruzione della tragedia, l'83enne si sarebbe avvicinato troppo a una fiamma del fornello in cucina e forse l'abbigliamento in materiale altamente infiammabile avrebbe preso fuoco, non dandogli scampo. Quello che solleva non poche perplessità è il fatto che nulla attorno a lui sia stato intaccato dalle fiamme, ed è questo il particolare che sta tenendo in allerta gli inquirenti. I carabinieri infatti stanno esaminando tutte le piste perché nulla venga tralasciato. Intanto nel giardino della villetta resta il grosso cane pastore dagli occhi tristi perché il suo padrone non c'è più. San Vito di Leguzzano, siamo nel Vicentino, una rapina in abitazione salvata e sventata da una ragazza di 12 anni. Nonno, aiuto, ci sono i ladri! È stato grazie a questo messaggio SMS che una coraggiosa nipotina di 12 anni è riuscita a sventare una rapina in casa a San Vito di Leguzzano, facendo sopraggiungere in tempo i nonni che si erano appena allontanati per fare spese. Lunedì pomeriggio 4 malviventi incappucciati avevano forzato la porta d'ingresso dell'abitazione, mentre la ragazzina nascosta sotto il letto è riuscita a far rientrare a casa immediatamente il nonno di 74 anni. Il quale si è preso un paio di pugni in faccia ed è cascato, però con una grande determinazione e forza di volontà è riuscito a rialzarsi e a correre appresso ai malviventi, i quali hanno scavalcato il cancello e si sono dati la fuga, però è riuscito con un manico di ombrello, qualcosa che aveva sotto mano, a dare un picchiare sul vetro dell'auto, che sembra abbia avuto anche un vetro rotto. Immediato l'arrivo delle forze dell'ordine che stanno tuttora visionando le riprese delle telecamere del paese per riuscire a risalire all'identità dei malviventi, procedura per cui solo qualche settimana fa era stato sottoscritto un protocollo con prefettura e questura per la condivisione in rete delle immagini di videosorveglianza. Il sindaco, oltre al nuovo questore, si appella direttamente anche ai suoi concittadini. Inviterei tutti i cittadini a prendere consapevolezza che è necessario fare rete e quindi stare attenti a tutto quello che succede nel proprio vicinato e informare subito le forze dell'ordine. A Lugo c'era il controllo del quartiere, che se c'era qualcosa si avvisava via WhatsApp, diciamo. Funziona? Sì, funziona. Funziona molto quello. Mi sono messa nei panni di questa ragazzina di 12-13 anni, mi sembrava di aver capito il terrore che può aver provato.
oltre comunque il dramma e il terrore della famiglia, dei nonni in questo caso. Cosa possiamo dire? Che non siamo al sicuro, non siamo tutelati. Una vergogna, dovrebbe pene più severe. Sono d'accordo con il sindaco su questa cosa, perché solamente facendo rete fra di noi possiamo aiutare anche noi la forza dell'ordine, perché non possono fare da soli, sono anche troppo pochi. Chiedono l'intervento della politica alle associazioni dei risparmiatori truffati che lanciano l'allarme su quel che resta delle banche venete dopo il crack. I risparmiatori che sono stati comunque derubati dei propri risparmi, dove lo Stato doveva risponderne, adesso sta mettendo in dubbio i famosi 240 milioni del FIR che dovevano essere assegnati, mentre il ministro Giorgetti non comunque molto tempo fa ha detto che verranno assegnati ai fondi dell'automotive e così saranno perduti. Questo è l'allarme che lanciano le associazioni di risparmiatori sul FIR, il fondo indennizzo risparmiatori creato per tutelare i truffati dei crack delle banche venete. Non solo questo però, perché mancano all'appello anche i fondi provenienti dalla liquidazione dei beni di Veneto Banca. Ci sono oltre 50 milioni di euro di un asset di Veneto Banca che è stato comunque assegnato tramite un'asta a Milano alla Pegaso SPA, unica partecipante all'asta, però 2 anni fa questo non sono ancora stati riscossi questi fondi e distribuiti ai danneggiati. I 240 milioni trovati anche grazie alle associazioni in difesa dei consumatori dai conti correnti dormienti devono andare a ristorare i truffati. Sono dei soldi che i risparmiatori avanzano, come avanzano quel miliardo che è stato portato via nel 2019, come avanzano altri soldi, perché la situazione delle ex banche non ha insegnato niente. L'appello è alla politica che vigili. Che si diano una mossa, che si preoccupino dei loro veneti, di noi veneti. A gennaio partirà una nuova commissione parlamentare a cui parteciperanno anche le associazioni dei truffati. Noi saremo assieme ad altre associazioni lì per dire le nostre proposte, però in maniera proattiva. Noi vi troviamo i soldi che voi non ci dovete dopo portare via, perché se no sta storia non finisce, perché se vi troviamo i soldi che non sapete di avere INPS, Enel, INAIL, non sapete di averli, bene, quei soldi li date a chi il sistema assicurativo e bancario li ha portati via. Violenta rissa al carcere minorile di Treviso, 4 agenti della polizia penitenziaria sono rimasti feriti, il sindacato è una bomba innescata. Calci, pugni, parolacce, una violenta rissa scoppiata all'interno del carcere minorile di Treviso. In un attimo il finimondo. Il bilancio è di 4 agenti della polizia penitenziaria feriti. Uno ha subito una lacerazione alla testa perché è stato colpito da un estintore. Si tratta di un altro episodio di violenza dopo quello del 2022 che aveva portato la struttura alla chiusura per un lungo periodo. Quella volta erano stati date le fiamme anche i materassi. Immediata la denuncia da parte del segretario per il Triveneto del sindacato autonomo polizia penitenziaria Giovanni Vona. Alta tensione fino alle 2 di notte per calmare gli animi e dividere i detenuti, tuona. Ancora una volta nessuno ci ascolta. Si è verificato quello che abbiamo denunciato non meno di 10 giorni fa. Il comandante che ci avevano promesso non è mai arrivato e sembra che non arrivi prima dell'anno nuovo. Sono problemi che ci trasciniamo da parecchio tempo. Uno su tutti, la struttura non è assolutamente idonea per ospitare un numero elevato di detenuti rispetto a quello che è la capienza naturale, quindi una capienza stimata, fissata su 12-14 detenuti, e se si arriva a superare il doppio di capienza ovviamente i problemi vengono amplificati. Ed ancora, il fatto più grave è che il promotore della rissa è lo stesso detenuto che ha causato la rivolta nel 2022, a seguito della quale venne chiusa la struttura per quasi 2 anni.
è disarmante questa situazione, cioè riportare l'autore come dire, in un ambiente dove il messaggio che passa è quello che può fare quello che vuole, lo fa. Una situazione insostenibile per la polizia penitenziaria che deve operare con poco personale. Il carcere di Treviso è là in attesa di soluzioni, quello minorile di soluzioni, si parlava ancora tempo fa di spostare tutti i detenuti a Rovigo, abbiamo visto che, come dire, non si è mosso nulla. Potrebbe essere pronto a breve il nuovo istituto minorile di Rovigo, ancora non si sa che fine farà la struttura di Treviso. Io sinceramente la struttura la conosco molto bene da anni, per me è assolutamente non idonea, è da chiudere assolutamente. Intanto una parte dei detenuti che hanno provocato la rissa verranno trasferiti in un altro istituto. A Mestre ora nuove polemiche sul trapper Nicki Savage che si esibirà domenica all'Area City. Andate tutti al Molo 5 e andate tutti su sale da ballo dove c'è il rispetto delle persone. Mi auguro che l'Area City faccia un passo indietro. Al centro del contendere ancora una volta il trapper Nicki Savage, che domenica si esibirà nella discoteca Area City di Mestre e su cui gli organizzatori hanno già fatto sapere di non voler indietreggiare, come ad esempio fecero i gestori del Molo 5 di Marghera lo scorso marzo, annullando invece l'evento e rimettendoci di tasca propria. E così a Bassano e nel Trevigiano. Il trapper infatti si rivolge a un pubblico di giovanissimi con testi volgari che sviliscono pesantemente la figura femminile, e la Fondazione Festo insieme a tanti genitori è nuovamente sul piede di guerra. E continuiamo a vedere invece imprenditori che speculano su questo tipo di attività, che è una cosa veramente che ci lascia ramaricati, e tolleriamo questo tipo di substrato culturale. Ma la responsabilità dell'educazione dei nostri più giovani, perché poi sono i più giovani che vanno a questo tipo di manifestazioni, è di tutti noi adulti. Dobbiamo costruire una società educante e di questa responsabilità non si possono tirare indietro, soprattutto chi gestisce i momenti di tempo libero, di svago, come le sale da ballo. Siano responsabili, ed è un appello che rinnoviamo, ci ripensino quelli dell'area. Soprattutto alla luce di quanto si sta facendo per dire no alla violenza sulle donne. Continuare a far esibire persone che invece vanno contro il rispetto e fanno di questo una professione, io penso che siamo veramente arrivati a un livello in cui noi dobbiamo fare delle scelte. La politica deve intervenire attraverso la SIAE, attraverso provvedimenti legislativi. Bisogna fermare questo tipo di movimento. La proprietà dell'Area City, ribadendo la volontà di far esibire Savage, ha proposto un confronto che però non c'è stato, dal momento che la richiesta è una sola, quella di non dare spazio a canzoni come quelle del trapper. Aneurisma a Padova, eseguita un'operazione unica al mondo. Per la prima volta siamo riusciti a chiudere un aneurisma gigante di circa 8 cm dell'arteria splenica, cioè diretta alla milza, ma senza rimuovere la milza, cosa che sarebbe stata inevitabile se si fossero applicate le metodiche standard, sia chirurgiche che quelle probabilmente anche di radiologia interventistica classica, che non avrebbero evitato appunto una riduzione dell'apporto di sangue alla milza e quindi la successiva necessità di asportarla. Un risultato storico quello ottenuto dai medici della radiologia interventistica dell'azienda ospedale Università di Padova, un intervento che ha coinvolto una donna di 60 anni che fino a qualche anno fa non sarebbe stato possibile e che avrebbe portato alla rimozione della milza. La paziente invece in questo caso è stata dimessa solo 2 giorni dopo l'intervento. Ha avuto un follow-up, si dice, regolare, nel senso che dopo 2 giorni è stata dimessa in totale assenza di sintomi e a distanza di 6 mesi dalla procedura ha eseguito un attacco con mezzo di contrasto e un'ecografia con mezzo di contrasto che hanno confermato la completa occlusione dell'aneurisma e la preservazione della milza. Una procedura che apre nuovi sbocchi per il futuro. L'approccio che abbiamo ideato e realizzato per la prima volta al mondo di pungere la milza è sicuramente un approccio gravato da una certa rischiosità, ma il fatto di riuscire ad eseguirlo ovviamente in mani esperte e con una buona esperienza tecnica consentono di aprire la possibilità all'esecuzione dello stesso approccio anche in altre patologie sempre della milza che non sono invece raggiungibili per via standard o chirurgica o appunto radiologica interventistica.
E con questo è tutto, grazie per essere stati in nostra compagnia, a tutti l'augurio di una buona serata, subito dopo la sigla, il meteo. Buona serata ancora, arrivederci.